in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci, ci siamo puntuali come ogni mercoledì con lo Sportello Pensionati. In studio con noi oggi ci sono Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buonasera. E abbiamo Francesco Barbaro della FIM CISL di Udine. Buonasera. Buon pomeriggio, buonasera, come preferite. Anche a voi, grazie per essere qui. Sono molto contenta di avere la possibilità di parlare anche con uno no, che si occupa del mondo del lavoro, quindi non parliamo nella nostra trasmissione esclusivamente di pensionati, di pensioni, di problematiche varie che cercano di risolvere i volontari dell'FNP, ma parliamo anche di chi continua appunto a essere nel mondo del lavoro e delle prospettive future che si presentano appunto per chi sta ancora lavorando, per i giovani, quale sarà il loro futuro anche dal punto di vista pensionistico, visto che il mondo del lavoro complessivamente sta cambiando. Quindi, Francesco Barbaro, facciamo un attimo un'analisi della situazione. Attualmente, almeno per quanto riguarda Udine, aziende, metalmeccanici, come siamo, casse integrazioni, non casse integrazioni, perché sappiamo che le problematiche in questo momento sono tante, no? Per quanto riguarda costo dell'energia, costo delle materie prime, per un insieme di fattori. Ecco, è una situazione diciamo attualmente in stand-by poiché appunto come dicevi tu prima i rincari delle materie prime e soprattutto anche il fenomeno purtroppo oggi che stiamo registrando anche delle fermate delle aziende con utilizzo degli istituti di ferie e permessi dei lavoratori per come dire, attraversare questo periodo di stallo che ormai prosegue da parecchi mesi. Criticità perché appunto proprio in molte aziende ci riferiscono che, per farvi un esempio, la movimentazione dei componenti o dei materiali che servono alle aziende, prima per spostare un container costavano circa 3.000 euro, adesso chiedono di 12.000, 14.000 euro per spostare un container dalla Cina appunto o da altre parti del mondo e farlo arrivare in Italia, quindi i prezzi sono notevolmente aumentati e tutto chiaramente incide poi su quello che è la marginalità delle aziende e di conseguenza anche i fermi produttivi che oggi gravano pesantemente sui lavoratori perché con un'inflazione che sfiora i 10 punti percentuali avere una cassa integrazione che paga meno di 800 euro netti al mese significherebbe veramente andare in difficoltà dal punto di vista economico. Inflazione che sta attraversando i lavoratori della nostra provincia, ma anche tutta la regione, anche sul territorio nazionale, per farvi capire l'equivalente di quello che il lavoratore oggi sta perdendo in termini di potere contrattuale con un'inflazione così alta, pari circa 100, 120, 150 euro al mese e come dire praticamente ci siamo mangiati la 13ª quest'anno. E quindi bisogna intervenire sulle retribuzioni, sul fisco, ci sono una serie di interventi che la CISL sta facendo non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale per cercare un attimino di migliorare la situazione. Abbiamo il terrore che ci sia un autunno difficile perché stiamo aspettando tutti il traghettare di questa situazione complicata, ma al momento non vediamo chiaramente la famosa luce in fondo al tunnel. Cerchiamo di essere ottimisti, cerchiamo di capire un po' il mercato in che direzione andrà, però la situazione è in stand-by in questo momento. Ecco, e poi c'è anche un altro fenomeno che riguarda appunto i lavoratori metalmeccanici, no? Che ci sono, che cercano, soprattutto questo comparto, no? Che cercano lavoro altrove, in sostanza. È il fenomeno delle grandi dimissioni, lo chiamiamo anche. Solo la scorsa settimana nel nostro sindacato sono arrivati più di 100 lavoratori che dovevano telematicamente inviare le dimissioni nel proprio posto di lavoro, al che noi facciamo le domande a questi lavoratori. Nell'ultima settimana? Nell'ultima settimana.
100 Solo lavoratori. la CISL registra più di Udine e parliamo di lavoratori che non hanno dimistichezza con l'utilizzo dei dispositivi informatici, perché il lavoratore con l'utilizzo dello SPID potrebbe da solo fare le dimissioni, però molti non riescono e si rivolgono ai nostri uffici, che noi siamo abilitati appunto a questo tipo di Ma servizi. danno le dimissioni per quale motivo? Ecco, Perché la domanda... perché sono costretti dalle aziende? Cioè, che situazione c'è? Ecco, Perché? la legge ha previsto questa possibilità di dare le dimissioni in via telematica per evitare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Una volta il Paron tante volte faceva firmare il contratto di lavoro e in parte la lettera di dimissione nel caso succedesse qualcosa di particolare. Adesso con questo nuovo sistema il datore di lavoro non può più incidere sulle dimissioni del lavoratore, Sì. pertanto sono volontarie. E alla domanda, perché noi della CISL siamo curiosi quando il lavoratore si reca nei nostri uffici. Un fenomeno così, in pochi giorni 100 dimissioni. E registriamo che i lavoratori c'è una buona offerta di lavoro e è il momento giusto per cambiare lavoro, ci dicono, in quanto ci sono possibilità dove l'aumento economico, l'aumento della retribuzione è più immediato, oppure ci sono condizioni diverse. Quindi diciamo che c'è questo exploit dettato dalla difficoltà economica che stiamo vivendo. Quindi il lavoratore che prima nell'azienda aveva una retribuzione media di 1.300 euro, adesso cerca altrove retribuzioni più alte. Però attenzione, non sempre la retribuzione è sinonimo di sicurezza. Tante volte uno cambia per avere una retribuzione più alta, ma il mondo del lavoro è compreso di molti altri fattori, la socialità tra i colleghi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che oggi è minata da questo continuo altalena di situazioni di crisi a situazioni poi di carico di lavoro, che purtroppo fa aumentare gli infortuni del lavoro. Ma queste persone hanno una specializzazione particolare, perché sappiamo che le aziende sono a caccia soprattutto di personale altamente specializzato, no? Visto che il mondo del lavoro sta cambiando, innovazione tecnologica, quindi c'è bisogno di personale Esatto. preparato. Prevalentemente parliamo di operai specializzati o di tecnici appunto della produzione, però stiamo registrando anche richieste di chiaramente operai di medio livello, i quali diciamo danno disponibilità magari a orari di lavoro su più turni e quindi si rendono più disponibili anche a fare talvolta anche straordinari e quindi cambiano lavoro. Chiaro è che questo passaggio qui, noi registriamo in Friuli Venezia Giulia, abbiamo molte aziende specializzate che investono anche sulla formazione dei lavoratori. Nella zona industriale udinese abbiamo aziende importantissime, di cui non vorrei citare il nome, che però chiaramente è un lavoratore che subentra in una di queste aziende, è come se entrasse in una sorta di, tra virgolette, università del lavoro e acquisisce comunque un curriculum lavorativo importante che poi si può spendere all'esterno. E c'è questo, diciamo, questo mercato nascosto dove le aziende si strappano i dipendenti, diciamo, a suon di aumenti retributivi, e questo fa bene anche all'economia del lavoratore sicuramente, di cui siamo appunto abbastanza d'accordo su questo passaggio. Parliamo un po' di pensioni adesso che abbiamo appreso che c'è anche questo fenomeno, parliamo di pensioni. E soprattutto perché ci sono delle scadenze adesso, in attesa della, della 14ª. Infatti nel cedolino adesso di luglio comparirà la 14ª per quelli che ne hanno diritto, quindi chi ha compiuto 64 anni e ha un reddito che non supera i 13.633. Quindi questi che hanno diritto li troveranno direttamente sul cedolino. Quindi gli importi sono da 3,36 a 655, quindi da un minimo a un massimo. Poi dopo nel cedolino possono anche trovarsi il bonus da 200 euro. Ah, quindi direttamente? Direttamente, perché l'INPS provvede direttamente a fare il controllo, quindi che se non superano i 35.000 euro, in automatico gli viene dato questo bonus di 200 euro. Però questo bonus, cioè, ci sono già delle telefonate che chiedono come mai non l'ho avuto, io ho un reddito che non supera, eccetera. Quindi ci sono anche delle condizioni, perché parlano anche di chi ha magari una rendita INAIL non ha titolo, chi ha una rendita vitalizia o una rendita IPSEMA non ha diritto, quindi lo stesso anche con un reddito più basso non hanno diritto.
Chi ad esempio è residente all'estero, fa periodi all'estero in Italia, non ha diritto, perché è una cosa che viene data solo per i residenti in Italia. Quindi io consiglierei a quelli che non l'hanno ricevuto, pur avendo meno di 35.000 euro, di armarsi di SPID, magari entrare nel sito del MyINPS e fare nella verifica del decreto, appunto, del verifica bonus, aiuto del 2022, c'è scritto se non è accolta o non accolta, ma è anche la motivazione per la quale non è accolta. Quindi magari se non ci sono i redditi, perché loro hanno magari dedotto da qualcos'altro che i redditi superano, o ci sono altre condizioni, è specificato. Quindi dico, tante volte basta solo andare dentro nel programma e armarsi di SPID e verificare senza dover fare il giro di tutti i patronati o prendere appuntamento alla LINPS. E questo ce lo stai dicendo a ragion veduta, perché evidentemente quando fai sportello ricevi telefonate, tante richieste in questo senso. Esatto, in questo senso. Sì, perché dice io ho solo 1.600 ho pochi soldi, possibile che a me non mi arriva, quindi ecco, è da verificare anche queste condizioni qui, nonostante voglio dire che siano pensionati con reddito inferiore. Parliamo anche di app social? No? Di app social sì, perché il primo scaglione che si era chiuso con la richiesta di certificazione al 31 marzo, l'INPS dovrebbe avere già dato le comunicazioni alle accolte e alle respinte, quindi entro il 30 giugno, quindi col 1° luglio dovrebbe verificarsi già la liquidazione. Naturalmente questi devono aver fatto anche domanda di pensioni di app social, non solo domanda di certificazione, quindi si troveranno col 1° luglio già liquidata. E quindi devono averla presentata entro quando? Il 31 marzo, questo 31 era il primo marzo. scaglione, Sì. però entro il 15 luglio ci sarà il secondo scaglione, quindi se hanno tutta la documentazione, quelli che maturano i requisiti dopo possono fare la domanda, avranno la risposta dall'INPS entro il 15 di ottobre, e quindi con novembre possono essere anche pensionati di app social. Diciamo. No, te lo chiedo anche perché nelle puntate precedenti abbiamo ricevuto richieste da parte di persone che dicevano: presentato la domanda per la pensione, però sono ancora che aspetto, sono mesi che aspetto. In genere tu che hai appunto lavorato all'INPS, adesso chiaramente magari da quando sei uscita le cose forse un po' saranno cambiate, ma tu ti tieni sempre molto aggiornata. Sì. Ecco, quindi dopo quanti mesi uno viene liquidato? Così diamo una risposta definitiva alle persone. Perché l'INPS ha tempo fino al 30 giugno per dare comunicazione, quindi ricevono una lettera direttamente dall'INPS, dalla sede centrale, che dice che hai titolo a avere la tua domanda è stata accolta quindi come certificazione. Prima ti arriva un accoglimento della certificazione. Sì. Quindi loro devono aver già prima presentato anche la domanda di pensione, perché in automatico quando ti arriva devi aver già fatto la domanda. Sì. Quindi il mese prima, il mese di adesso di giugno, devono aver già fatto la domanda in modo che col 1° luglio, sì, se è accolta, viene già... Averla fatta prima, quando? Quanti mesi? La certificazione va fatta 3 mesi prima. 3 mesi prima, ecco, era questo che sì. appunto... E dopo ne hanno quesito, 3 mesi di tempo per rispondere e nel 4º mese viene liquidata la pensione. Ecco, quindi anche a telespettatori che ci hanno telefonato appunto nelle scorse settimane, avete sentito anche da Liliana, pazienza, un attimo di pazienza perché ci vogliono sui 3 mesi, il 4º viene liquidata, sì, esattamente. Bene, ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Mi sono dimenticata al termine della prima parte di trasmissione di dare il là alle telefonate, quindi se volete da adesso potete cominciare a telefonare allo 0432 57 3517 oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Quindi qua ci sono a disposizione i tecnici in grado di darvi risposte. Intanto con Liliana, sì. Perché quando hai partecipato l'ultima volta alla trasmissione ci siamo lasciate e non avevi ultimato tutto, tutto il bel discorso sul retributivo e sul contributivo. Esatto.
E allora continuano ad arrivare sempre richieste su questo retributivo e contributivo, che differenza c'è, perché, da che anno, cosa succede, sarà misto o non sarà misto. Infatti, perché il discorso è questo, si parla sempre dei requisiti di Che pensione. poi le differenze sono notevoli sì, fra esatto, retributivo e sì. contributivo. Quindi non si parla mai, diciamo, come tipo di liquidazione, come metodologia di liquidazione, perché fino al 95 tutte le pensioni erano retributive, quindi non c'era nessun problema nella liquidazione. Dal 95, che è entrata la 335 dell'8 agosto, ha portato questa innovazione delle pensioni contributive, che hanno anche, oltre al discorso del diverso calcolo, hanno anche altri requisiti. Per quello adesso si parla anche dei 64 anni, perché nelle contributive si può andare per l'anticipata, per l'anzianità, con 64 anni e 20 anni di contributi, ma 2,8 dell'assegno sociale, è il terzo requisito. Quindi devi avere almeno 1.300 euro lordi, quindi 64 anni di età, 20 di contributi e 1.300 di importo. Se non arrivi a questi tre requisiti, vai a 67, che è quella della vecchiaia, e 67 vai con 20 anni di contributi e 1,2 dell'assegno sociale, che sarebbero 702 euro. Quindi se non raggiungi tutte queste tre cose, questo vale per tutti i giovani che devono andare col contributivo, andrai a 71 anni di età. 71 è la vecchiaia che puoi andare con qualsiasi importo, ma con 5 anni di contribuzione effettiva. Quindi se uno non arriva a questi due... la faccia, peccato che la telecamera non... Questi sono i requisiti delle inquadrato contributive, quindi... Facciamo una repetita di Francesca, era rimasto così con 71 anni, sì. Mi casca la mandibola. E chissà se ci saranno ulteriori, speriamo mai, ancora interventi sulle pensioni. Vediamo. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Noi siamo qua. Caduta la linea. Caduta la linea? Noi ci siamo. Con chi parliamo? Finita la telefonata. Niente, no, evidentemente è caduta la linea. Ecco, quindi questi erano i requisiti per il contributivo, quindi oltre al discorso della metodologia... Francesco ha cominciato a fare i conti, quando potrò andare io? No? Quindi si è parlato in quel momento lì di tutti quelli che avevano già contribuzione precedente al 95 e quindi proseguivano e non potevano andare in pensione e non avevano i 18 anni al 95, sarebbero state liquidate tutte le pensioni col sistema misto, perché mantengono la parte del retributivo e poi dal 96 rientra dentro il contributivo. Quindi queste saranno per chi già lavorava al momento della 335. Mentre dal 96 sono tutte contributive. Le vecchie retributive invece sono quelli che hanno i 18 anni al 95, quindi quelle vengono liquidate tranquillamente fino al 2011, perché dal 2012 tutte le pensioni hanno la quota contributiva con la legge Fornero. Quindi già queste sono le differenziazioni. Francesco, mascella e mandibola, denti stretti, continuare a lavorare. Le tipologie. Poi Liliana è bravissima, però mi immagino chiaramente il lavoratore e tornitore che dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro deve un attimino incastrare tutte queste situazioni per capire un attimino quale sarà la sua pensione. Fortunatamente abbiamo gente preparatissima come Liliana, anche perché parlando con lei prima, ed è cosa fondamentale, quando viene un utente per capire che tipo di formula adottare per la propria pensione, lei fa un'indagine per capire se ci sono informazioni utili e avere un qualcosina in più per poter andare in pensione prima. Quindi diciamo che l'esperto, il tecnico a cui ci si rivolge è una cosa importantissima per cercare di capire bene la propria situazione pensionistica e il futuro pensionistico del lavoratore. Quindi su questo passaggio qui siamo abbastanza ben preparati. Le retributive venivano calcolate quindi con la media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni se erano dipendenti e gli ultimi 10 se erano lavoratori autonomi. Veniva fatta una media, moltiplicato gli anni di lavoro che avevano fino al 93, quindi la prima step era il 92, poi dal 93 fino al 2011 perché erano tutte retributive, e quindi questo era l'importo, diciamo, della pensione retributiva. In genere, essendo il 2%,
con 40 anni era l'80% della media delle retribuzioni. Questo è indicativo, voglio dire, come importo retributivo. Mentre invece nel contributivo è ben diverso, quindi si basa esclusivamente sui contributi versati, quindi si prende le retribuzioni del lavoratore dipendente, il 33%, per il lavoratore autonomo il reddito d'impresa diciamo al 22%, perché loro hanno una diversa percentuale, diciamo. Aspetta, Quindi non ho capito bene, quindi con il contributivo quindi si fa diciamo, la somma dei contributi che ha uno, che le matura, quindi prendendo anno per anno il 33% delle retribuzioni per quello che riguarda il dipendente. Invece se uno è lavoratore, se uno è artigiano, commerciante, eccetera, ha un reddito d'impresa, non ha una retribuzione, quindi si prende il 22% perché contribuisce in maniera diversa sui contributi. Facendo un calcolo spicciolo, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera, Buonasera. con chi parliamo? Una signora di Sagagna. Buonasera signora. Buonasera signora, io la seguo sempre. Bene, mi fa molto piacere. E volevo solo sapere, io che sono pensionata, non ho solo la pensione di 1000 al mese, se mi aspettano i 200 euro. Il bonus? Il bonus, brava. Sì, il bonus 200. Sì. Eh sì, non ha altri redditi, ha solo quella pensione. Sì, sono solo io. Sì, quindi vedova cuca da non so quanti anni. Mi aspetta il bonus allora? Sì che le aspetta, perché è nel 35.000 euro, quindi tranquilla su quello. A meno che non abbia rendita INAIL o no. residente qua in Italia, quindi tranquillamente. Sì, a Sagagna, al centro del Friuli. E anche la 14ª con 1000 euro? Non ho mai fatto, non ho mai preso. No, bisogna vedere il lordo. Bisogna vedere il lordo? Sì, perché deve essere 13.000. Io non l'ho mai preso. Forse supera di poco, ma supera, perché è così a occhio supera. Non lo so. Mi hanno cresciuto 50 euro gli ultimi 2 mesi, ma non lo so. Io non vado a toccare perché non mi intendo, mi accontento di questo. È vero? Sì, però mi vengono i 200 euro. I 200 euro sì. Solo per grazie. un mese, perché molti non sanno che solo per un Signora, sa, è solo per un mese. Solo... Sai? Sì. Sì, capisci il friulano? Sì, si capisce bene. Come per un mese. Ha detto un signore, vorrebbero ogni mese. Sì, infatti. Magari. Anche qualcosina in più di 200. Sì. E mo una nipote che fa che studia a Padova, dall'ultima laurea. Sai quanti soldi vanno? Certo, vanno tanti soldi. Avrei il marito, non avrei paura di niente. Ecco, non se lei avesse il marito. E neanche non lo prendo più, perché ho 80 anni. Grazie. Signora, grazie per aver chiamato, continui, mi raccomando, a seguirci. Sì, vedo perché ho un figlio che ha 59 anni e devo vedere di quello anche. Per forza, e quindi sì, deve tenersi informata per dirgli, guarda, stai attento. Ecco, ciao, grazie. Mandi, ciao, grazie per aver tutto, chiamato. Grazie per aver chiamato. Quindi si diceva... E allora il sistema contributivo, quindi si fa la somma dei contributi, quindi prendendo la percentuale che spetta nell'imponibile previdenziale. L'imponibile previdenziale per i dipendenti è la retribuzione, quindi il 33% della retribuzione. Quindi se uno, fai conto, prendeva o percepiva uno stipendio di 1000 euro, mettiamo 1000 euro perché cifra tonda. In genere su uno che percepisce 1000 euro i contributi versati ammontano più al 33%. Sì, esatto. Quindi la sommatoria di pensione gli viene... Aspetta un attimo, perché non è finita. Si fa la somma di accordo di questi tutte anno per anno, poi si rivaluta con il PIL del momento del pensionamento e poi si moltiplica per il coefficiente di trasformazione dell'età, che è dato dall'età. Quindi a seconda dell'età si prende questo montante, questo risultato che viene da tutti i contributi rivalutato e si moltiplica questo coefficiente. Questo coefficiente va dai 57 anni di età, che è 4,18,
ha 71 anni di età, che è 6,46. Ho già mal di testa, solo all'idea di dover sì, fare. Fortuna che ci sono gli esperti, sì, scusami Quindi, Liliana. no, volevo dire che se uno va a 57 anni Sì. ha 4, Sì. moltiplica per 4, diciamo, quindi sono già, rispetto a 1,71, 6,46, quindi sono già 2 punti di differenza. Quindi se ho 100.000 euro lo moltiplico per 4 in conto, la percentuale del 4,18, o se la moltiplico per 6,46 è un altro conto. Quindi chiaramente più vai su con l'età, più alto viene questo importo di pensione contributiva. Sì. Questo è l'importo totale, va diviso 13 e quello è l'importo pensionistico. Sì, è un po' cervellotico, Sì, perché è un po' effettivamente è un po' cervellotico. Infatti, però il conteggio è questo, quindi se uno deve aumentare l'importo, diciamo, contributivo, più aumenta quello, più aumenterà anche l'importo dopo della pensione. Quindi uno si fa il gioco suo facendo retribuzioni sempre più alte e quindi questo li comporta, e poi deve calcolarsi anche l'età, non andare a 57 se ha la possibilità, magari a 65 o più in là. Vorrei sapere per cortesia quanti soldi vengono ritenuti per addizionali IRPEF comunali e regionali su una pensione di 600 euro. Lo sai? Allora, perché è in percentuale. È in percentuale. Quanti soldi vengono ritenuti per addizionali IRPEF comunali e regionali? Comunale, ogni comune ha la sua percentuale. Quella regionale non so se era 1,9. L'IRPEF va sul reddito della persona fisica e quindi in base appunto ai redditi, gli scaglioni, bisogna vedere in che reddito è la pensione, calcola l'aliquota, quindi sì, se non abbiamo un dato di... Qui dice su una pensione di 600 euro. Su quanto di pensione? Una pensione di 600 euro. Avrà l'aliquota più bassa, quindi. Sì. Ci facciamo una piccola pausa, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Allora, nel frattempo, voi pensate che magari noi qui durante la pausa ci riposiamo, invece no. Gli ospiti vanno a controllare per vedere se hanno dato delle risposte corrette. Francesco, tocca a te, dobbiamo rispondere appunto al messaggio di prima, proprio per quanto riguarda le richieste, no? Sì, la richiesta è stata fatta precedentemente, per quel tipo di pensione ha il 23% di aliquota IRPEF sotto i 15.000 euro, e per quanto riguarda l'addizionale regionale oggi per la regione Friuli Venezia Giulia è l'1,23%. Su quella comunale non abbiamo il dato perché lo spettatore non ci ha scritto in che comune risiede, pertanto queste sono le due risposte che ci sentivamo di darvi. Ecco. Ho un lavoro part-time di 2 ore e ho la pensione di invalidità civile. Ho diritto al bonus in busta paga? Allora, in busta paga lui autocertifica che ha la pensione, quindi non gli viene data dal datore di lavoro e la prenderà direttamente dall'INPS, perché è previsto anche per gli invalidi civili di avere il bonus di 200 euro. Quindi tranquillamente lui nell'autocertificazione della ditta dice già, ho già una pensione, quindi non ha problema, lo prende dall'altra parte. E nella telefonata ci hanno riferito dalla regia, abbiamo ricevuto, cioè prima la telefonata che insomma è caduta la linea mentre stava attendendo di parlare con noi, una persona invalida al 100%, le mancano 4 anni per andare in pensione, quindi chiedeva che cosa può fare, no? Sì, volevo capire solo se invalida al 100%. Non sarebbe male se richiamasse, no? Sì, perché volevo fargli qualche domanda, perché invalido al 100% volevo capire se aveva una pensione di invalido civile, quindi, o se aveva fatto già anche la domanda come assegno ordinario di invalidità, che quindi le potevano dare anche prima la pensione, perché a quel livello lì, il 100%, poteva dare anche l'INPS l'assegno ordinario di invalidità, in attesa magari dopo allo scadere dei 3 anni di fare la domanda di pensione vera e propria, perché lui ha detto che gli aspetta ancora 4 anni e dopo avrebbe il diritto, quindi allo scadere aspetta di avere il diritto dell'altra. Adesso non posso chiedere perché... Certo, quindi ti farebbe piacere, Liliana, riuscire a parlare con lui, sì, esatto. direttamente con lui e vediamo se ci chiama. Se ci contatta, ecco.
E parliamo anche, appunto, ritorniamo a parlare di questo bonus 200, no? Sì, esatto. Perché ne abbiamo parlato da più di un mese, insomma, da quando è uscita la notizia, è sempre in attesa di avere chiarimenti, no? Sì, perché infatti ha detto, dalla circolare che è uscita dall'INPS, parla appunto che fa l'accertamento di questa riduzione della parte contributiva fino al 23 giugno, mentre all'inizio aveva detto che avrebbe fatto l'accertamento nei primi 3 mesi, se c'è stata questa riduzione contributiva sulla busta paga, invece adesso fa l'accertamento fino al 23 giugno, quindi per i lavoratori è anche più lungo questo tempo per poter accertare se hanno una retribuzione che non supera i 2.692 mensili, no? Giustamente. Poi dico, nei pensionati appunto c'era questo discorso che la ricevono direttamente, ma ci sono queste clausole che parlano appunto di residenza in Italia, perché giustamente non è se uno è residente all'estero, ci sono tanti magari che sono residenti per 8 mesi all'estero e pochi mesi in Italia, ma questi, se l'INPS non ha il dato che sono residenti in Italia, non la concede, quindi in automatico sanno che è perché il dato dell'INPS non corrisponde a quello che magari sono loro, quindi devono farsi vivi. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, che il bonus viene dato sì il mese di luglio, ma chi non lo riceve non lo potrà ricevere più, perché nel 730 non si potrà recuperare, non è come il bonus Renzi che eventualmente se non viene dato si può recuperare nel 730 nell'anno successivo. Questo viene pagato solo il mese di luglio e basta, per quello che riguarda, dico, dipendenti e pensionati. Invece per gli autonomi e anche le domestiche è un altro discorso, perché dovranno fare la domanda, deve essere ancora aperto, diciamo, il programma o il sistema con il quale ritiene l'INPS di dover fare la domanda. Siamo al 29 di giugno, cioè con la busta paga di luglio. Sì, per quello che concerne gli autonomi, penso che hanno tempo fino giugno, al 30 Anche settembre. quello è poco chiaro, perché a luglio, in prima battuta parlavano di giugno, poi luglio, e chiaramente chi hanno retribuzione di luglio, alcuni la prendono il 10 di agosto oppure a fine luglio in molti casi. No, perché qui c'era la discussione, no? Sì, perché adesso se devono ancora recuperare... Relativa allo stipendio di luglio oppure se in busta paga a luglio. A luglio. Perché è stato detto a luglio. A luglio, mi piace quindi anche... non busta paga. Principio di cassa, quindi hanno specificato principio di cassa. Incasso a luglio. Incasso a luglio, questo sì, è stato specificato Però bene. se ancora molte aziende devono consegnare l'autocertificazione ai lavoratori, la vedo dura. Nelle aziende il 10 luglio si paga lo stipendio. 10 luglio oppure entro il 10, entro no? il 10. Quella di giugno in molte aziende del settore privato viene pagata il 10 del mese successivo. E quindi in questo mese il 10 dovrebbe arrivare. Se mia mamma ha 68 anni e ha lavorato 14 anni, può chiedere la pensione? Beh, se ha lavorato dal 96 in poi, quei 14 anni no, Ha potrebbe chiedere a 14 71, anni. può chiedere a 71 con 14 anni, perché con 20... Quindi deve aspettare 3 anni? 3 anni. Adesso però se ha lavorato prima del 96 deve fare i 20 anni, non ha altro sistema. Oppure 71 con quel... Perché se la pensione è mista deve per forza avere 20. Sì, ma se ne ha 68 come fa a fare? Se ne ha lavorato 14 come fa a fare? Fa i versamenti volontari? Fa gli altri 6 anni? Sì, a 68 per prendere a 71 la pensione. Appunto. Quindi in 3 anni lei dovrebbe fare versamenti. Sì, come? Sì, infatti non la prende, perché a questo punto se sono tutti... non quindi... ha altro sistema, o è contributiva e può averla a 71, quindi... o se no retributiva deve completare i 20, non ha altri mezzi. 3 anni. Quindi non ha altri mezzi, e questo è il discorso. Sì. E comunque invitiamo sempre queste persone magari a fare un passaggio al patronato per avere una informazione più accurata, perché come diceva Liliana prima, se ci sono una contribuzione antecedente a una certa data va fatto un altro passaggio, un'altra indagine. Sì, non è che uno a 71 anni si prenda comunque la pensione di vecchiaia a 71. Solo se è contributiva? Sempre solo se è contributiva. Sì, quindi se ha iniziato a lavorare dal 96 in poi, dal 1996,
se ha 5 anni, ha superato i 5 anni, quello che gli viene, perché gli viene col sistema contributivo, quindi con i contributi versati. Se ha lavorato prima del 95, ma se dopo 95 ha lavorato almeno 5 anni, basta? È sufficiente? No. No. Io spero, cioè io chiedo... possono cambiare delle cose, perché se parlano di contributivo per tutti, avrà la possibilità di poterlo fare, quindi questa qua a 14 anni, se dicono tutte sono contributive, può darsi che potrà averlo. Adesso bisogna vedere come si spiegherà la riforma delle pensioni. In questo momento no, perché se lei me lo chiede in questo momento non c'è mezzo. Dopo vediamo se appunto parlerà. Sperare che nel giro di Sì, poco tempo cambi la... Se cambiano e diventa contributivo, lei ha 14 anni che potrà usufruire a quell'età lì. 71. Siamo giunti al termine della trasmissione, il tempo è volato letteralmente, non posso fare altro che salutare e ringraziare Liliana Della Rovere e ringraziare Francesco Barbaro. Grazie per essere ricordiamo, della FIM CISL di Udine. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, grazie a Liliana, grazie per averci seguito e noi ci vediamo puntuali mercoledì prossimo, sempre alle 18:15 in diretta qui negli studi di Telefriuli con lo Sportello Pensionati. Arrivederci, alla prossima settimana. In collaborazione con FNP CISL Udine.